troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza... Ciao a tutti, la mia vita è iniziata qua, è il mio percorso artistico. Praticamente ho iniziato prima a cantare che a parlare. Avevo un anno e iniziavo a canticchiare e a pronunciare le prime sillabe nel box praticamente. E iniziavo a cantare e così, insomma, mi piaceva quanto mi raccontavano anche i miei genitori, mi piaceva molto ascoltare le canzoni e cantare. Poi all'età di 3 anni, quando ero all'asilo con gli altri bambini, c'erano tutte le canzoncine e da lì sono partito a cantare e da più grandetto capivo che avevo un dono, che avevo una dote, un talento che ho coltivato nel corso degli anni e poi in pratica da bambino, insomma, vedevo le prime feste all'età di 6-7 anni, 8, fino ad arrivare agli 11-12, vedevo le prime feste e cercavo sempre di inserirmi, insomma, di cantare sul palco con altri gruppi e vedevano questo bambino che aveva questo dono. Tra l'altro ho iniziato non solo a cantare ma anche con le imitazioni, e dopodiché insomma piano piano, sai, prima i primi palcoscenici e da lì insomma il mio percorso vedevo che andava avanti e poi all'età di 16 anni un battesimo che c'era Rai 1 con Toto Cutugno, Badaloni e la Marchini su Rai 1. In pratica lì ne ho visto tutti gli italiani e non solo gli italiani, perché la Rai si sa che è a livello mondiale, a livello europeo. Nello stesso anno ho fatto un altro programma con il caro Gigi Sciabani, 1990 sempre, Stasera mi butto. Pensate voi, questo Stasera mi butto c'erano 600 persone al provino il primo giorno e altre 600 il secondo giorno, dovevano sceglierne 35, tra quei 35 c'ero io. Insomma da lì è partito il percorso di Enzo Mugoni. E in pratica, insomma, il mio percorso artistico è iniziato insomma, con le imitazioni, come dicevo prima, e poi fu folgorato, insomma, perché mi regalarono una cassettina verde all'età di 10 anni dal titolo Svalutation. E allora lì ho iniziato a imitare il personaggio e a cantare le sue canzoni. Insomma, e quindi le trasmissioni televisive sono state fatte in base al personaggio e sarebbe Adriano Celentano che è stato il mio primo, insomma, quello che mi ha permesso di iniziare questo percorso artistico. Però poi facevo altre imitazioni quando ero bambino, come Mike Buongiorno, come Corrado, come Totò. Però Celentano poi è stato quello che mi ha portato nei palcoscenici non solo nazionali ma anche insomma tra virgolette anche europei, perché comunque ho avuto modo di fare anche altre apparizioni in televisione e poi le piazze della Sardegna dove facevo solo esclusivamente Celentano. Dopodiché ho iniziato nel corso degli anni, maturando, ho iniziato a cantare altre canzoni di vari autori nazionali, tra i quali Don Bacchi, Morandi, Nomadi e tanti, e facevo uno spettacolo dove cantavo tutte le canzoni più belle italiane e tuttora le metto nel mio repertorio. Sì, perché comunque maturando poi ho capito che avevo della personalità da togliere fuori. Tant'è vero che Fingitore nel 1990 mi disse, nonostante
tu in questo momento a Stasera mi butto stai facendo il personaggio, hai della personalità. Questa cosa mi è rimasta impressa e poi avevo già le idee chiare da bambino, da ragazzino, che iniziavo così e poi insomma, come avevo altro da dare, ho iniziato a togliere me stesso, pur non tralasciando quello che ho, per il quale insomma mi ha fatto sì che io entrassi a far parte di questo mondo dello spettacolo, della musica. E niente, poi altre trasmissioni televisive che ho fatto nel corso degli anni, per poi arrivare anche alla mia discografia, insomma, Striscia la notizia, Affari tuoi con Paolo Bonucci, Striscia la notizia a Sanremo. Dopodiché recentemente ho fatto ad esempio Uno Mattina, l'edicola di Fiorello col grande Fiorello, abbiamo fatto questa estemporanea bellissima, insomma giusto per elencarvi alcune trasmissioni che ho fatto, poi ho fatto TV 2000 dove ho cantato l'Ave Maria in sardo anche da poco, da Sassari, una trasmissione che in pratica parlavano di San Massimiliano Kolbe, e io ho cantato l'Ave Maria in sardo durante questa intervista che è stata fatta a Santa Maria a Sassari sul TV 2000. Vi prego di fare attenzione all'inizio di questo racconto. C'è una bellissima Ave Maria cantata in sardo. Ringraziamo Enzo Mugoni per questo regalo in più che ha voluto fare perché il servizio fosse completamente dedicato a padre Massimiliano Kolbe. Deu ti salve Maria. E altre trasmissioni televisive che ho fatto, ad esempio ultimamente, l'ultima proprio che ho fatto è Tu sì che vales. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira scende e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Ehi amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Svalutation, svalutation. Poi sei forte, sei forte no, sei forte perché... Sì, ma cosa fai? Allora, in questo momento, mentre parlo della mia vita artistica e anche parleremo anche della mia vita in generale, sono qua in questa chiesa campestre bellissima, Nostra Signora d'Italia, a Olmedo, in questo meraviglioso parco pieno di verde e niente, e quindi dicevo che citavo tutte le trasmissioni che ho fatto nel corso degli anni, ad esempio ho fatto anche, come dicevo prima, Tu sì che vales, è stata un'estemporanea, è stata un'apparizione che comunque ti dà la possibilità di andare avanti e di mettere un altro tassello per quanto riguarda trasmissioni televisive. Poi sono stato su Sky, a Sanremo e poi su vari emittenti anche ad esempio di Roma, di Napoli, dove sono stato ospitato, Napoli, Abruzzo, insomma ho girato parecchio l'Italia per spettacoli e capitavano anche le situazioni dove mi ospitavano sia in radio che in TV. Ad esempio Roma, da un po' di tempo a questa parte, oltre ai circoli sardi che ho fatto all'estero, in Svizzera, Francia, Germania e anche in Italia, nella penisola, ho fatto vari circoli sardi, però da un po' di anni a questa parte assiduamente sto andando a Roma.
dove mi stanno ospitando sia il gremio dei sardi, carissimi amici, e da lì è partito tutto, sia altri locali come il Circolo Culturale Arcobaleno a Roma, e altre situazioni, altri locali dove mi hanno ospitato. Tra l'altro ho conosciuto delle persone straordinarie. Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare, prendevo la statale a Ostia e poi triste con i miei pensieri, dietro quella curva cosa vedo? I carabinieri, che sfiga, non si può andare avanti così. E come dice il nostro amico Perdici a destra, a sinistra. De Fazio ha segnato anche la cugina, quest'estate la faremo tutti insieme. Hola! Non mi guarderà un caro, io lo detto piano piano, ma cammina senza fretta e solleva la paletta, forse qui si mette male, la paura mi risale, con il passo da felino, si avvicina al finestrino, ammazza quanto è brutto. E io quasi 2 o 3 volte all'anno vado a Roma a fare degli spettacoli e anche delle partecipazioni televisive insomma, in tutta la città, in tutto il Lazio di Roma e anche delle radio di Roma, dove prendono alcune radio prendono anche fuori Roma e dove mandano spesso e volentieri i miei pezzi. Ecco. Vi ho citato alcune trasmissioni televisive, però poi nel corso degli anni è successo che ho maturato ancora di più artisticamente, ho lavorato molto su me stesso e ho iniziato a incidere i primi dischi con validissimi autori e qualcosa anche durante questo percorso di discografia e di canzoni ho scritto anch'io qualche anche recentemente qualche melodia e complicità anche nei testi, in qualcosa, validi autori e varie collaborazioni. Tra le varie collaborazioni con cui insomma adesso vorrei citare tutti, ma intanto ho lavorato con quasi tutti gli artisti sardi, tutti amici che hanno collaborato, ma il primo disco comunque fu nel 1999, proprio io, Enzo Mugoni, e da lì è nato proprio, insomma, ho iniziato già a distaccarmi da quello che facevo prima e iniziare a togliere fuori la mia personalità con le mie canzoni. Ho un messaggio da farti ascoltare, sono vivo qui per ringraziarti. Questa vita che a volte fa male, ma che cresce e non so fermare. Nel mio silenzio c'è una luce, sono raggi di una forza accecante. E nel buio che tutto tace, al tuo cuore che governa la mente. Avrò silenzi per te, avrò parole per chi ha bisogno di parole nuove. Credo nell'uomo che porto con me, credo nel segno e mi lascio perché porto dentro pensieri di pace interiore. Credo nell'essere abbraccio così, credo in un battito e prego da qui. Porto dentro canzoni da farti ascoltare e sorrido dal centro del cuore. Allora, dicevo, il mio primo disco è stato proprio io e Enzo Mugoni e da lì è iniziato il mio percorso discografico. Dopodiché ho fatto un altro disco, un mini disco, Blue Jeans, poi per arrivare alla statale 131, poi ho fatto nel corso altre registrazioni, per arrivare poi a Scintilla, perché io ascoltai un disco di Ron con vari duetti,
e mi venne l'idea di fare questo disco con tutti gli amici artisti sardi. Scintilla, un disco che mi ha dato delle soddisfazioni, delle gratificazioni, e poi ho fatto il disco nel corso degli anni. Poi ho fatto varie raccolte, Sardegna Terra Incanto, dove c'era anche una canzone dedicata anche all'Arpia, Sassumina del Sardia, scritta da un fotografo, regista, Serafino Di Rio. Varie collaborazioni per quanto riguarda canzoni, da Gio R per arrivare a Gian Mario Virdis, e poi gli ultimi dischi che ho fatto sono con un altro musicista, Sauro Piana. Ho lavorato con Mauro Manca, Fabrizio Giuliotti, insomma vari autori anche che hanno scritto per me come un vestito che mi è stato messo per quanto riguarda le canzoni che io ho interpretato. E poi l'ultimo disco, dicevo, Sardana, con varie collaborazioni. Una delle collaborazioni, non posso citare tutti gli amici, mi scuso, tutti gli amici artisti sardi, magari li citerò per delle compilation che sono state fatte prima e anche recentemente. E niente, quindi varie collaborazioni. Tra le varie collaborazioni, Don Bachi con la canzone Stellas, una canzone che è stata scritta dal maestro Sauro Piana, che mi ha proposto qualche anno fa, che ho inciso da solista, e dopodiché ho avuto l'idea, mi era stato chiesto se conoscevo qualcuno a livello nazionale, e lì ho chiesto al maestro Don Bachi di partecipare. Stanotte in su cielo pare riende, sagi stella brillante de lughe diamante, che mi illumina su cammino e sa vita, di stella sei tua. La più bella e lucente di stella di amore, che una oche profonda in sizat cammino, in sa notte piena e pensamentos de oro, lamentos in coro. Vaido in su che l'uve incende a su papo dell'anima mia, stellas, e su coro esa mente sei sempre presente, o su papo me. Poi tra le varie collaborazioni, persona che è un numero uno, che è un amico carissimo, fraterno, Benito Urgu, oltre ad aver collaborato a livello discografico con canzoni scritte da lui come La Baia Mesa e su Entu Isanue. Ho collaborato anche in vari spettacoli, abbiamo fatto degli spettacoli, per me è stata una grande emozione per collaborare e fare spettacolo con Benito, che tra l'altro è un posto, è una miniera di arte. Vayamos, che lindo, che grande, che lindo è Baiamo. E poi successivamente compilation come Aurios Decoro, una compilation
che è stata realizzata con tanti amici sardi durante il Natale del 2006. E altre compilation in Sardegna dove sono state inserite alcune canzoni che io ho interpretato. Tra le tante canzoni, tra i tanti dischi che ho fatto, anche qualche canzone che ho scritto io. Ad esempio c'è una canzone dal titolo Le tasse del mio, titolo La musica, e Sauro Piana ha scritto il testo. Poi c'è Già d'amore e tante altre canzoni che insomma ci vorrebbe una settimana per raccontarvi. Questo è quello che mi è successo per quanto riguarda il mio percorso artistico, e poi insomma tante conoscenze, tante collaborazioni e tanti artisti che ho conosciuto a livello nazionale. E durante questo reportage diciamo che vi faremo vedere alcuni spettacoli e alcune foto che mi riguardano, con tanti artisti nazionali e amici della Sardegna, artisti che hanno collaborato con me. Tra le varie compilation è stata realizzata Mai più sogni spezzati col mio amico carissimo Gianmario Virdic. Un giorno mi trovavo a casa sua, ho avuto questa sorta di illuminazione, gli ho proposto: senti, perché non facciamo qualcosa di bello, di concreto per quanto riguarda la beneficenza? Il giorno si trovava la presidente dell'AIL, la signora Rimini, e abbiamo parlato, la signora Rimini ha consentito, e questa compilation è stata fatta per Casail, una struttura dove ospita i malati. Gianmario è entusiasta, ci siamo mobilitati e abbiamo chiamato il nostro amico Sauro Piana. Gianmario ha scritto il testo di questo Mai più sogni spezzati e la musica l'ha scritta, l'arrangiamento Sauro Piana. Ed è stato fatto questo pezzo con gran parte degli artisti sardi. Ne posso citare qualcuno: Anna Maria Fugioni, Maria Giovanna Cherti, Lucia Budroni, Silvia Sanna e Francesco Pilu dei Cordasecana, tantissimi artisti. Il video lo potete trovare anche su YouTube, su Facebook, Mai più sogni spezzati, e c'è una compilation, basta rivolgersi all'AIL di Sassari, precisamente a Casail, si può acquistare questa compilation. Ecco, questa compilation mi ha dato delle gratificazioni. Tra l'altro questo disco che è stato fatto è stato dedicato a Pierpaolo Fadda, che a mia insaputa lui aveva già l'idea, quando era in vita, di riunire gli artisti sardi, ed è stato come una sorta di suggerimento. Lui, oltre a essere un grande giornalista e un poeta, era una persona meravigliosa che valorizzava gli artisti sardi, il grande Pierpaolo Fadda. Ecco, questo è uno dei percorsi che ho realizzato nel corso di questi anni. Nel mio percorso artistico sono stati fatti anche dei film, insomma La Mandragola, ambientato nel Cinquecento, girato a Sassari, dove io facevo la parte dell'oste. Poi Bianco di Babudoglio, con la regia di Igor Vidau, film di Pino Gli Anticorpi, dove ho fatto una parte, e poi recentemente ho fatto anche una parte in un film dal titolo Buon lavoro, di prossima uscita, la regia di Marco De Murtas, con vari attori a livello internazionale.
come Franco Nero, come Giancarlo Carlini, come Pippo Franco e tanti altri attori, tra i quali anche Benito Urbi. E quindi ho avuto modo di partecipare e di avere questa bellissima esperienza per quanto riguarda questi film. Per me è stato straordinario anche questo. Tra l'altro in questo racconto vorrei ringraziare il pubblico e le persone che mi seguono da tanti anni, che hanno stima di me e che mi seguono con affetto. Io cerco sempre di ricambiare facendo gli spettacoli sia nelle zone balneari che nelle piazze della Sardegna, e nei miei spettacoli in pratica cerco sempre di far divertire le persone, di farle emozionare, è un tutt'uno tra pubblico e artista. Io sono a servizio della gente, la gente deve andare via soddisfatta dai miei spettacoli. Quando va via dice: sono andato a vedere lo spettacolo di Enzo Mugoni, siamo rimasti veramente felici, abbiamo passato una bella serata. Questa per me è una gratificazione, sia a livello umano che a livello artistico. E tra le tante piazze anche importanti che ho fatto, sia anche per quanto riguarda anche in giro per l'Italia, ma in Sardegna ne ho fatto tantissimo, ho girato in lungo e largo, e la più recente, una delle piazze importanti è stata Piazza d'Italia a Capodanno 2020, che ho condiviso il palco con i Bertas e i Cazzeca, ed è stato veramente straordinario. Infatti ringrazio l'amministrazione comunale per avermi scelto, è stata veramente un'emozione, la gente si è divertita, abbiamo comunicato, ho fatto una sorta di concerto dove la gente cantava insieme a me, un po' di sketch, un po' di battute, è stato veramente bello, straordinario, la piazza gremita, la gente partecipa, poi nella mia città, tra l'altro, Sassari. Quindi ringrazio il pubblico veramente per tutto quello, per l'affetto che mi sta dando in questi anni. E niente, e domani è un altro giorno e si vedrà. Nel mio percorso, soprattutto umano, volevo citare degli amici carissimi, degli amici a cui tengo tantissimo. L'associazione Costi al Russo, in primis organizzava degli spettacoli, organizzava il Memorial Costi al Russo nei vari teatri e in tante manifestazioni, ma ultimamente, oltre a occuparsi del prossimo in generale, si occupano e aiutano i bambini di Chennai dell'India, e quindi volevo salutare con affetto e ringraziarli per quello che fanno. Tra l'altro mi hanno nominato socio onorario quest'anno, per me è una gioia. L'associazione Costa Russo è composta da Speranza Russo, cantante, che spesso cantiamo insieme, facciamo anche le manifestazioni, Marisa Russo, Angelino Russo, Enzo Russo, Cinzia Russo e tutta la famiglia e tutti i collaboratori che si adoperano affinché facciano della bella beneficenza. Saluto, l'associazione Costa Russo. Avenude animo galante, intendo serente, devi era. Illumina, illumina, illumina. Amore de prigione, diversos sentimientos, sole luce, in animo sereno. Allora, cari amici, io vi ringrazio di avermi seguito questo mio racconto. Qua sono in un murale in pratica di Olmedo, alle mie spalle c'è Papa Wojtyla e tante altre
immagini bellissime che rappresentano la nostra Sardegna. Ringrazio il mio amico Maurizio Mirardi per le immagini e per le fotografie, ringrazio tutti voi e niente, spero che vi sia piaciuto questo mio racconto. Abbiamo sintetizzato un po' il mio percorso artistico, ma soprattutto anche il lato umano. Ho cercato di assemblare alcune cose, ma sicuramente faremo altre cose, insomma, che sicuramente vi faranno piacere. Vi saluto con affetto, Enzo Mugoni. Ciao. Scende la pioggia, rolla il mondo addosso a me, e l'amore sto morendo. Fatemi sentire. Appartiene solo a me, voglio viverla per questo. Su, su. Fino a poi il giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation, sono senti questa voce, chi canta? Fatemi l'applauso, bravi, bravi! Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Che ti morde col suo swing, è assai facile al knockout, che ti fulmina sul ring, ha l'effetto di uno shock e per